La telecamera ora vi mostra l'antico e il nuovo. Questo è un campo sperimentale di glera, quindi il vitigno principe del Prosecco. Noi siamo proprio a Reflontolo, nel cuore delle colline del Prosecco, in provincia di Treviso, e qui abbiamo i vecchi vitigni che sono stati recuperati e che diventeranno però i nuovi cloni, le nuove varietà per il Prosecco che verrà. Di questo e altro vi parleremo questa settimana, saremo sempre in provincia di Treviso. Sigla. Filippo Taglietti è il direttore tecnico del Consorzio del Prosecco Superiore, la DOCG, quella che è proprio nelle colline, la storica, ecco, diciamo così, area del Prosecco, e ci ha portato qui perché qui c'è il futuro, abbiamo detto l'antico e il futuro del Prosecco. Sì, qui abbiamo ricreato un po', abbiamo recuperato dei vecchi biotipi di varietà glera. Sono diciamo varietà che hanno più di 80 anni e sono state replicate in questo campo prova. E perché non le buttiamo via? Perché qui dobbiamo ricreare la variabilità genetica che avevano i nostri padri, i nostri nonni, e così facendo, diciamo, possiamo contribuire a rendere sempre più vario e più nuovo il nostro prodotto. E cosa c'entra il PSR Veneto Agricoltura in tutto questo? C'entra assolutamente, perché grazie ai fondi del PSR misura 124 abbiamo potuto ricevere un contributo e ha concesso il lavoro manuale e intellettuale che ci porta qui oggi a scoprire questo posto. Deriva, biodivigna, biodilieviti. 3 progetti di ricerca fra i tanti che abbiamo realizzati, in parte come capofila, in parte no. Con il contributo dell'università, del centro di ricerca per la sperimentazione di Conegliano, con il contributo naturalmente di Veneto Agricoltura. Tutto questo pool di esperti ha contribuito a sostenere la ricerca in zona. E questa bella ragazza è Giulia Pussini, che segue la comunicazione del Prosecco DOCG, che si è affermato nel mondo. Anche voi avete preso dei finanziamenti sulla misura 124 del PSR. Come li avete spesi questi soldi? Allora, abbiamo realizzato tutto un programma di fiere a livello internazionale. È molto importante per noi presentare la denominazione e presentare i produttori sotto un cappello unico. E Conegliano Valdobbiadene, queste colline, sono proprio il fattore che rende il Prosecco qui di una qualità superiore, e quindi ci teniamo a comunicare il valore di questo territorio in tutta la comunicazione che facciamo. Grazie Giulia, vedete quante cose sono importanti. Del resto, quando una bottiglia di Prosecco, come una qualsiasi bottiglia di vino veneto, arriva sulle tavole di tutto il mondo, vuol dire che arriva un pezzo di territorio. Grazie, adesso noi subito l'agenda del PSR e poi immediatamente andiamo a parlare di consumatori a Treviso. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura. Per questa priorità europea il prossimo PSR Veneto stanzierà 296 milioni di euro. Saranno pubblicate il 12 novembre le graduatorie della misura per l'ammodernamento delle aziende agricole. Per la misura 121 il PSR 2007-2013 ha finora liquidato 241 milioni di euro. La priorità 3 dello sviluppo rurale in Europa è la promozione dell'organizzazione della filiera alimentare. A questo scopo il PSR Veneto destinerà 150 milioni di euro. Eccoci qui amici e amiche di Tiraterra, siamo arrivati allo spazio dedicato alla tutela dei consumatori. Quest'oggi ho chiamato nuovamente Alfredo Maschietto, che vi ricordo è presidente provinciale dell'ADOC. Ben ritrovato presidente. Buongiorno. Senta, le ho dato appuntamento qui non a caso perché si produce energia. Mi è giunta notizia nei mesi scorsi che i costi del gas e dell'energia elettrica sarebbero ridotti. È così per tutti?
No, assolutamente no, non è così per tutti. Diciamo che i costi dell'energia elettrica e del gas sono ridotti per i clienti del mercato tutelato. In Italia adesso esistono due tipi di mercato libero e mercato tutelato. Il mercato tutelato è quel mercato dove l'autority AEEG, Autorità per Energia Elettrica e Gas, definisce i costi ogni 3 mesi e quindi di fatto l'autorità definisce i costi, si chiama tutelato per questo. Il mercato libero invece è il mercato dove il cliente e il venditore contrattano loro il prezzo dell'energia o del gas e quindi quello rimane immutato per il periodo che è stato previsto dal contratto. Presidente, io ho visto però che lei mi ha portato un grafico molto interessante. Certamente. Che cosa racconta? Certamente, questo grafico qua racconta le macro voci di spesa di una bolletta del gas, in questo caso, o dell'energia elettrica. Come vediamo sono più o meno uguali, cioè voi vedete che nel gas le imposte sono circa il 36%, i servizi di rete il 17%, i servizi di vendita il 46%. Nell'energia elettrica più o meno la stessa cosa, 35-36% per le imposte, servizi di vendita 49%, servizi di rete 15%. Con questo cosa voglio dire? Sia per il mercato tutelato che per il mercato libero, le imposte, i servizi di rete sono uguali per tutti, mentre nel mercato libero variano i servizi di vendita. Io spero siamo riusciti a far arrivare a casa il messaggio importante come sempre. Seguite i consigli che vi dà Alfredo Maschietto dell'Addoc. Io adesso lo saluto e lo ringrazio innanzitutto. Alla Grazie prossima a lei. puntata, Presidente. Passo la linea a Mimmo Vita e quando noi ci ritroveremo per il finale di puntata vi porterò in un posto fantastico, il Montello. Grazie, noi ci siamo spostati in pianura, siamo scesi, adesso siamo tra Treviso e Oderzo, qua siamo a Breda di Piave, ma proprio sul confine con San Biagio di Callalta, quindi siamo proprio tra i due comuni. E Vanni De Zottis, agronomo e socio di questa azienda storica, questa azienda agricola De Zottis Giovanni e Figli. Allora. Esatto. Un'azienda che ormai ha un secolo di vita, dal bisnonno, coltivavano patate all'inizio e poi gelsi, viti con il nonno che oggi non c'è più e continua con i soci, il papà, lo zio, il cugino, io. E cosa fate? Noi facciamo prevalentemente coltivazione di piante, però abbiamo anche seminativo, mais e poi abbiamo usufruito di finanziamenti europei per abbellire i nostri terreni. Però voi avete appunto una vocazione vivaistica, quindi fate anche alberi per giardini, ecco. Sì, la nostra vocazione è vivaistica, come dicevo prima i nostri papà, il nostro nonno ha avviato l'attività vivaistica e nell'attività vivaistica produciamo piante da giardino e anche da rimboschimento. Qui abbiamo Giulio Durante, dottore forestale che un po' ha seguito tutto qui. Allora qua rinasce il bosco dove forse un bosco una volta c'era. Sì, qui c'era bosco, infatti le toponomastiche nelle carte storiche che si trovano in giro ci sono località come Rovarè, Fagarè qui, oppure la stessa frazione di San Bartolomeo una volta veniva chiamata Villa del Bosco. Quindi c'era il bosco. Qui che alberi ci sono? Ma qui ci sono varie specie che erano come da prontuario prescritto nella 2080-2078, ci sono dai frassini, ci sono delle querce, ci sono dei lecci, ci sono dei salici, ci sono anche degli ontani, aceri, per cui è ben strutturato il bosco. Ecco, e poi che fine farà questo bosco? Ma penso che sia intenzione dell'azienda mantenerlo, in quanto ci sono dei finanziamenti in atto con la misura 227 e investimenti non produttivi per fare un percorso didattico ricreativo. Non abbiamo terminato, adesso andiamo ancora a parlare di boschi e di alberi, andiamo sul Montello non distante da qui. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro!
Eccoci qua, come anticipato per la parte conclusiva della nostra trasmissione mi sono spostato a Nervesa della Battaglia, esattamente sono nel cuore del Montello, 4.000 ettari di bosco, ma alle spalle una grande storia. Lo chiedo a Daniele Genovese, è così Daniele? Sicuramente che non è solo quella della Grande Guerra, ma basti pensare che il Montello fu abitato fin dalla preistoria. Il periodo sicuramente di maggior splendore per l'area è la dominazione veneziana che, se nella pianura ha portato alla costruzione delle ville venete, nel Montello ha portato ad un'attenta gestione del bosco che diventava riserva esclusiva dell'arsenale. Nell'epoca le navi veneziane erano migliori rispetto a quelle degli avversari poiché erano costruite di alberi e non di legni, insomma. E di legni e di alberi parlo con Walter Boschiero del settore forestale della Regione del Veneto. Beh, qui abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Effettivamente sì, dei 40.000 ettari a bosco, il 70% della superficie è rappresentata da boschi di robinia, boschi interessanti dal punto di vista produttivo, soprattutto per quanto riguarda la produzione di legna da ardere. Solo nel 2013 sono stati tagliati circa 45.000 quintali di legno di robinia. Il restante 30% della superficie a bosco sono i castagneti e i rovereti dei suoli acidi, il querco carpineto collinare soprattutto nei versanti più umidi, e qui abbiamo le specie tipiche e originarie del bosco del Montello come la rovere, il castagno, il carpino bianco, la farnia. Alberi particolarmente amati dagli esseri umani ma soprattutto dalle api. Lo chiedo al nostro Davide Feletti che è apicoltore per passione, studente. È così Davide? Esattamente, questa è una passione che mi accompagna ormai da 17 anni e la varietà principale vegetativa qui del Montello è la caza, che dà appunto un miele importantissimo che è quello del miele appunto di acacia. Pregiatissimo, riconosciuto dai concorsi nazionali e regionali come uno dei migliori mieli a livello nazionale. 3 secondi però li lasciamo al nostro Daniele, 3 motivi per arrivare fin qui nel Montello. Beh, sicuramente il connubio di storia, natura, buona tavola e prodotti tipici che non si trova in giro in un territorio così ristretto. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Mimmo Vita che ha condotto con me Tiraterra e soprattutto come sempre grazie a tutti quanti voi che l'avete seguita. Arrivederci.